Ciao a tutti, qua invece abbiamo Vignea Aduline, Ronco Pitotti Pinot Noir 2019. Ieri sera, ecco qua la bottiglia, ieri sera cucinando un arrosto di faraona mi è venuto in mente, ma che vino possiamo bere? Un mio amico fa, va, faccio guarda, lo scrivino a casa, non ho tantissimi vini, ho quel centinaio di bottiglie a portata di mano intendo, e quindi dovevo scegliere tra quelle che avevo qua. E avevo delle bottiglie di schioppettino, poi mi è venuto in mente, ah, questo che c'è un pino nero di Vignea Duline che secondo me ci può star bene. E devo dire che l'abbinamento è stato perfetto. Oggi lo degustiamo assieme, tre calici diversi, Performance Pinot Noir di Lidl, Veloce Pinot Noir sempre di Lidl, e questo è un campione nuovo della Lehmann, la serie si chiama Dionysos, 78,5 di capacità, bello alto anche, me l'ha consigliato la Lehmann, che sto provando dei calici per champagne di Lehmann, mi ha consigliato questo qua da vini bianchi e rossi importanti. Allora andiamo a vedere adesso il vino, a degustarlo, scusate. Tanto parliamo, Ronco Pitotti è una collina magica, una collina incontaminata, gestita da circa 30 anni, credo, ormai, da Lorenzo e Federica, che insieme hanno fondato l'azienda Vignea Aduline a Villanova dello Iudrio. Hanno due proprietà, la Duline vicino all'azienda e appunto Ronco Pitotti. Ronco Pitotti si trova a Manzano, in una collina, una zona che io ritengo magica, che c'è un terroir particolare, sicuramente evocatissimo per i vini rossi, dove loro producono anche comunque degli ottimi bianchi, tra cui il famoso giallo di Tokai, ma questo è un'altra storia, ne parleremo. Questa collina praticamente voi saprete da Manzano, andate verso Orsaria, prima Riacco, e a un certo punto andate al ristorante Elliot, subito dopo sulla sinistra c'è proprio la scritta Ronco Pitotti, c'è questa collina bellissima, incontaminata, nel senso che non ha mai ricevuto alcun tipo di trattamento, c'è un bellissimo bosco accanto, una biodiversità incredibile, dove Lorenzo e Federica producono una serie di vini, scusate, da vitigni anche storici. Qua mi sembra che le viti hanno circa 40 anni. Lorenzo mi raccontava che ha avuto dei problemi con delle fallanze e ha avuto dei problemi sui reimpianti di trovare il clone giusto, il portainnesto giusto. Sicuramente per me è strano parlare del Pino Nero di Friuli, quando penso a Pino Nero, chi mi conosce bene sa benissimo che vado direttamente in Borgogna e non transito di lì. Però anche in Italia ci sono belle espressioni e a mio parere, non in Alto Adige, però un parere mio, e continuiamo a dirlo, sono più buoni altri Pino Neri, non quelli dell'Alto Adige. Ad ora questo è il mio concetto di Pino Nero. Eh, Stavo dicendo, ah sì, questa collina trovate questa area che è un'area che poi comprende, se voi proseguite da Ronco Pitotti qualche chilometro, arrivate la collina si apre, proprio c'è una spaccatura e arrivate alla collina di Moscapave, la famosa collina ora gestita dalla famiglia Ermacola. Di questo è una storia che ne parleremo dopo la degustazione del 7 di novembre. Torniamo a Lorenzo e Federica. Lorenzo e Federica gestiscono con una cura maniacale la vigna, loro hanno la pazienza, il tempo di aspettare. I loro vini troviamo sapidità, finezza e eleganza in tutti i vini di Vignea Dolina. Sempre. La cultura poi di Lorenzo sulla storia vinicola del Friuli, sulla storia ampelografica è devastante. Se avete occasione parlatene perché lui è oceanica la sua cultura, è un grandissimo produttore, lo adoro, gli voglio un bene nell'anima, sia lui che la moglie Federica. Andiamo avanti col vino. Allora, tre calici. Allora, al naso, vi dico già, bellissimo questo naso, il più espressivo dei tre. Questo naso è il più bello, qua il naso è il più bello dei tre. Il naso con un po' di attenzione, il varietale esce. Piccoli frutti rossi, sentori classici del Pinot Nero, c'è una leggerissima speziatura, però il naso è anche bello, c'è un bel fiore, bello. Un bel floreale che esce. Il vino già si sente che non è concentrato potente, come tanti cercano di farlo. Probabilmente Lorenzo lavora più in sottrazione che in aggiunta, cioè abbiamo un vino
più leggero, più facile, tra virgolette facile, attenzione, perché più fine, ecco, scusate il termine. Solitamente i suoi vini hanno una beva spaziale. Ed è in bocca che ti sorprende. Ed ecco lì che proprio c'è la sorpresa. Non siamo in Borgogna, siamo a Ronco Pitotti. E da quando ho iniziato a studiare, dedicare più allo studio del territorio che al vino in sé, qua con un po' di capacità si riconosce che proprio al palato si sente il territorio di quella zona. Come quando bevo, mi capita di bere altri vini, tipo, io non sono così, divento così un maestro dei territori, però ormai andando a studiare il territorio si capisce perché da dove può arrivare qual è la zona, no? E questo è il bello del mondo vino. No? Questo è un vino che non viene fermentato senza... Allora, in vigna niente diserbanti, niente chimica, zero. In cantina tanto meno, neanche là. È un vino, io considero naturale, poi il naturale magari è sempre un brutto termine, giusto per farmi capire da chi conosce il termine, un vino sicuramente artigianale e sicuramente naturale, quindi senza aggiunte varie di acidi, enzimi, tannini, robe varie, insomma, senza fermentazione spontanea, senza solforose aggiunte, eccetera. Poi le solforose vengono messe in imbottigliamento, ok, ma quello è un altro discorso. E un grande bicchiere di vino, secondo me, dove, come detto, si sente il territorio, si sente molto il territorio, si sente Ronco Pitotti. Al naso il varietale c'è, però la bocca ti sorprende, si sente il terreno che è quello lì. E questa è una cosa bella di questo vino. Producono pochissime bottiglie, credo 600 bottiglie all'anno. Ne abbiamo spesso parlato con altre persone di questo vino, ma costa, ma non costa, io non parlo mai del costo del vino. Questo secondo me comunque vale, perché è un vino che vale quello che costa, a parere mio, che sono abituato a bere abbastanza Borgogna, anche se nei video ne parla poco, però perché preferisco parlare di Friuli, che è la mia terra e dove sto investendo il più tempo possibile, insomma. Vi consiglio di provarlo con la Farona. Ieri sera vi dico che ci stava divinamente. Siamo di fronte, annata 2019, non so se ve l'ho detto, siamo di fronte a un gran Pinot Nero, veramente, veramente di spessore, con una eleganza, quella che io cerco sempre del Pinot Nero. Il Pinot Nero fondamentalmente c'è con l'eleganza, e qua si trova. Ecco, qua su questo Pinot Nero troviamo tanta eleganza, tanta finezza, una bella sapidità, un bel floreale. Parlando dei calici, bello, 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 bello. Ce n'è ancora mezza bottiglia, fortunatamente. Questo è un calice che mi sorprende tanto. Un cristallo soffiato a bocca, leggerissimo, come leggero comunque il veloce di Riedel. Sono tutti bei calici. Escono note più speziate. Allora, queste sono, poi la forma anche non è abbastanza simile, anche se chiaramente diverso, abbastanza simile. Qua escono note più speziate, qua escono più fruttate floreali. In bocca c'è una leggera differenza, forse si percepisce un pelo di più l'acidità e la freschezza in questo vino, in questo bicchiere, scusa, che è il Riedel Performance, vino noir. Però un calice, in questo caso non c'è grossa differenza, un calice vale l'altro. Non cambia pochissimo. Allora, cin cin, ancora complimenti a Viene Duline, a Lorenzo e Federica, famiglia splendida, persone splendide, squisitissime. I loro vini sono perle uniche nell'enologia friulana. Tanti mi dicono, è peccato che fa poche bottiglie, e questo forse è il bello, è meglio così. Cin cin e buone bevute a tutti, ciao ciao!